Va ora in onda Pesca dalla Rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno cari radioascoltatori di Radio Libertà. Bentrovati a un'altra puntata di Pesca dalla Rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi La Pesca. Voci e sorrisi di Radio Libertà. Vi ho sentiti tutti, ma vi voglio sentire ancora più forti. Fatevi sentire, fatevi leggere, scriveteci i vostri commenti sui nostri social, sulla diretta YouTube, sui nostri tutti i touch point dai quali ci potete raggiungere. Fatevi sentire, lasciateci i vostri feedback che per noi sono molto importanti. Ma bando alle ciance, eccoci qui con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Buongiorno e ben arrivata. Lei è Valeria Gioia Vacchini. Buongiorno, preparate carta e penna e una buona tazza di tè alla pesca, perché oggi parleremo di talento, di coaching sartoriale, perché lei di modellismo sartoriale se ne intende e come, ma vi racconterà tutto lei. Lei che oggi accompagna le donne a fare della loro vita ciò che vogliono. Crede che quando si desidera qualcosa, che ci sia un obiettivo di vita o di business, non ci deve essere motivo per non andare a prenderselo. E quindi si tratta semplicemente di trovare la strada e lei oggi ci darà tutte le indicazioni per trovarla. Ricordiamoci, i coach non danno consigli, ma noi glieli chiederemo e lei forzatamente ci darà tutti i consigli, ok? Va bene. E tutto questo lei lo fa con niente po' di meno che tantissima passione e tanta gioia, ovviamente. Allora, ci parlerà oggi di consigli e segreti del lavoro autonomo declinato al femminile Valeria Gioia Vacchini, che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna, interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donne del 1980 è stata scritta da Ornella Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. Buongiorno e ben arrivata! Eccoci Buongiorno. qua. Dopo questa lunga presentazione la parola va a te. Nome? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Buongiorno. Scusami, Dimmi. dimenticanza imperdonabile. Siccome Pesca dalla Rete, la trasmissione tutta femminile, scusa Sveva, mi stavo dimenticando. Ringraziamo e salutiamo alla parte tecnica la nostra Sveva. Grazie Sveva che ci accompagna oggi, le prendo tutte le papere, che ci accompagna e ci guida in questa ora di diretta. Partiamo. Allora, nome? Valeria Gioia, che è il nome che ho scelto per me. Cioè, in che Gioia. senso? Guarda, se vuoi apriamo subito una parentesi. Apriamola! Perché Apriamola! innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci Buongiorno. ascolta, buongiorno Sveva. È il nome che ho scelto per me, perché parlando di social, poco fa parlavamo di social e Luisella, ci intrattenevamo poco fa. Se non mi parli nel microfono mi strozzano. Guarda, per carità, mi rimetto subito Non mi in guardare, riga. guarda là davanti che ci sei. Parlando di social, poco fa, quando io sono approdata sui social, credo tardissimo, rispetto alla media della popolazione, non avevo così tanta dimestichezza, non avevo così tanto piacere e così, ho scelto di mettermi sui social, vincendo un po' una paura che avevo. E quindi ho scelto di farlo a piccoli pezzi e quindi ho scelto un nome che non era il mio cognome, Certo. ma che potesse essere per me un slancio e un augurio di buon inizio. Diciamo che lo indossi benissimo comunque. Grazie. Va bene, Grazie. allora il cognome l'abbiamo detto, Vacchini. ma lo ripetiamo. Città. Allora, io vivo a Rho, che come ormai molti sanno, essendo nota per l'Expo e per la fiera che c'è, sta vicino a Milano. Sì.
ed è una cittadina molto piccola, ma dove io oramai vivo da più di 40 anni e mi trovo molto bene. Professione. Questa è una professione particolare che magari non tutti gli ascoltatori hanno mai sentito nominare, che è quella della talent coach. Okay. Cosa fa il talent coach? Questa è un'ottima domanda, Luisella. Il talent coach, allora, se volete, è un'evoluzione del mental coach e, essenzialmente una talent coach fa coaching, Mh-mh. ovvero, il coaching è proprio una metodologia fondata sulla collaborazione con il cliente, quindi, in parole povere, se volete Sì. anche semplificare, è semplicemente, un dialogo con l'altra persona, che è un dialogo però non quello che si fa al bar davanti al cappuccino ovviamente, no, dove ci si racconta, ma è un dialogo in cui il coach conduce con tutta una serie di strumenti e una metodologia precisa, per far sì che all'interno della persona che si affida a lui si ritrovino delle risorse e, non delle risorse a caso, ma delle risorse specifiche per, raggiungere quello che è, l'obiettivo che la persona si è posta o il più delle volte, perché non sempre la persona arriva con un obiettivo preciso, il più delle volte le persone arrivano con un obiettivo, che noi coach chiamiamo via da, cioè si vuole allontanare da Okay. qualcosa. Mh-mh. Quindi magari si vuole allontanare da un lavoro che non piace più, si vuole allontanare da una relazione che non è più, quella che desidera. Performante. Esatto. E il coach, accompagna in questo. Il talent coach lo fa magari con un accento Allora, diverso. cari radioascoltatori, vi do dei numeri: 02 92 94 7222. Se volete fare delle domande alla nostra coach, alla nostra talent coach, approfittatene e chiamateci, Certo. perché la nostra Valeria sicuramente sarà felice e gioiosa di rispondere a tutte le vostre domande. Cosa non fa il coach? Ecco, questa è un'altra ottima domanda Okay. perché, nel campo del coaching c'è molta confusione. C'è Ehm, molto coach. Nel eh, campo del ci sono coaching tanti ci sono coach. tanti coach. Sì, purtroppo ci sono anche dei coach così che un po' Ci estemporanei sono anche i come fuffa coach. sì, o ci sono i coach, adesso non me ne vogliano, i coach del reggiseno piuttosto che il Wow! coach No, delle no, unghie, sì. animo, è una questione interessante, cioè nel senso io ne faccio uso ovviamente dire cos'è il coach del reggiseno? Sì, Oh s no, no vabbè. beh sì, perché poi purtroppo la parola Eh. viene utilizzata anche fuori dal contesto, quindi magari la persona che si occupa, che è una straordinaria professionista nel, consigliare il miglior reggiseno, che veste nel modo migliore, magari utilizza questa parola, non chiedetemi perché, è un pochino fuori luogo e, contribuisce a creare più confusione nel settore ovviamente. Una persona che fa Con questa tutto il professione rispetto per la coach del reggiseno, io me li son sempre scelti da sola e siam sempre andati bene fino adesso. Comunque proveremo anche questo, va bene. Allora, cosa non fa il coach? Ecco, cosa non fa il coach? Il coach non è uno psicologo, quindi prima di Okay. tutto facciamo una bella distinzione in questo. Mh-mh. Non si occupa di elaborare traumi, non si occupa di tutte quelle casistiche in cui, con un termine tecnico posso dire c'è uno squilibrio elettrobiochimico, ovvero ci sono dei segnali importanti nel tono dell'umore, nella salute della persona. In questo caso ci sono altri professionisti che possono essere lo psicologo, lo psichiatra. Non si occupa di tutto questo il coach. Non si occupa di dare consigli, anche se voi ve li vorrete estorcere, però Vabbè. durante una sessione un coach essenzialmente fa domande e dalle domande, dalle risposte soprattutto, perché il grande lavoro lo fa la persona che si affida al coach che si chiama coachee, così mi sentirete magari usare questa parola più avanti, il grande lavoro lo fa il coachee, appunto non dice che cosa devi fare. Un coach non ti dice Certo, questo, ma ti aiuta a trovare ti la aiuta a trovar la strada. strada. Senti, da quanti Esatto. anni sei in rete al femminile? Beh, io sono in rete al femminile da 1 anno e mezzo oramai. Mh-mh. Ho fatto 1 anno, come tu sai, Sì. come leader nel gruppo delle leader, nella leadership diffusa, perché veramente credo in rete al femminile. È uno straordinario, luogo in cui le Certo. professioniste trovano veramente tanto valore. Mh-mh. E per 1 anno sono riuscita a dare un apporto, consistente in questo senso. Adesso sto facendo un po' la vita da socia, me la sto godendo un pochino più tranquilla, diciamo. E perché sei entrata in rete al femminile? Ma guarda, proprio per questo, perché ti dico, credo che la condivisione salva la vita,
perché veramente l'umanità, se tu, la vuoi pensare così, si fonda sullo scambio di informazioni Certo, e, certo. la crescita di tutti deriva dalla condivisione. Quindi, Come no? per me il grande potere della condivisione, va, incentivato e va, nutrito, perché forse ce lo stiamo un Vero. po' perdendo per strada anche. Sì, assolutamente d'accordo con te. Quali sono le competenze chiave che un talent coach deve avere per aiutare le persone a sviluppare il proprio potenziale? Ecco, questa è una domanda che se una persona è alla ricerca Mh-mh. di un talent coach, secondo me dovrebbe cercare in un coach. Ehm, Innanzitutto mi viene da dire, è quella di aver vissuto un pochettino, ovvero di essersi messo lui per primo alla prova, di aver, come dire, che la vita l'abbia messo di fronte a alcune sfide e che sia riuscito a superarle. Devi parlare dritta davanti al microfono, non Oh, mi devi perdonami, guardare, scusate, la Luisella è perché così bella che io mi giro e la guardo. no, Quindi sono io che mi giro a guardar te, poi quando parlo hai facciamo ragione, così dai. perdonatemi. No, figurati. Il talento di Se no parlare in non ti radio lo sto ancora sentono, se no allenando. non ti sentono, poi si perdono le tue meravigliose parole, vai. Hai ragione. Dicevo appunto, bisogna aver vissuto un po', essersi messi alla prova, essere riusciti a risolvere alcune cose della propria vita, poi non tutto, perché ovviamente non si può essere risolti a 360 Certo. gradi. Però insomma un po' di vita bisogna averla fatta. Senti, qual è il potere o il superpotere delle donne nel mondo del lavoro? Ma, io credo nel potere della creatività. Mh, Essere creative è una prerogativa femminile e, credo che sia veramente, quello che ci può differenziare. Ti devo chiedere scusa e bere un beh, goccio d'acqua, Luisella, vai perché la tranquilla, voce mi sta è l'emozione di stare qua con noi a Radio Libertà. Mi raccomando, voi telefonateci, vi aspettiamo 029294 7222 e parlerete con tutte e 2, no, in modo particolare con lei, la nostra ospite di oggi, Valeria Gioia Vacchini, la nostra talent coach. Senti, qual è la differenza tra un talent coach e un career coach? sono 2 cose Mh-mh. diverse. Allora, un career coach, si occupa essenzialmente di, carriera, Mh-mh. quindi di obiettivi professionali, di, essere come dire, di accompagnare su obiettivi che sono legati al mondo del lavoro. Un talent coach invece fa qualcosa di leggermente diverso, mentre io sempre mi vado a prendere una È tutto quello che vuoi. caramellina per la gola, perché sempre nel momento meno opportuno ci viene a ci viene meno la voce. Ehm, Spingi di Hai diaframma. ragione. Usa ragazzi, lei ha fatto teatro, come me, quindi gliel'ho detto apposta, spingi ricordiamoci il Appoggia, appoggia perché a appoggia. quel punto non serve la gola, vai di diaframma Hai e ragione. spingi la voce, vai. Hai ragione. Si occupa di obiettivi a 360 Sì, gradi, quindi possono essere quelli del lavoro come quelli della vita, ma con, l'attenzione nel, ritrovare il talento delle persone, dove per talento non intendiamo necessariamente quello di Frida Kahlo o, certo. il grande talento della pittura piuttosto che ma, il talento può essere veramente anche semplicemente ritrovare la voce mentre sei in radio, piuttosto che, inventarsi la cena. Ehm, le risorse di cui abbiamo bisogno spesso e volentieri, ehm, non siamo neanche consapevoli di averle Mh. e il talent coach va alla riscoperta, di questo con il suo QC. Senti, partiamo un po' con le domande un po' bizzarre, vediamo se ci torna anche la voce. Vai. Mare o montagna? Guarda, io sono una donna, come ti dicevo, da capricavoli, per cui veramente nella vita qualsiasi cosa, ehm, se posso non scegliere non scelgo. Quindi per me la vacanza ideale è mare e montagna. Fantastico, fantastico. Prosa o poesia? Ehm, Prosa poetica. Ah, e con me sfondi una porta aperta perché io adoro la prosa poetica, rock e musica classica. Rock, Ma nel tuo lavoro c'è più musica classica o più rock? più rock. Cinema o teatro?
No, beh, questo è facile. Dai, questa Questo è veramente facile, teatro. perché lo hai anche fatto. Raccontaci un po' del tuo teatro dai. Ma guarda, il teatro Allunga la vita. allunga la vita Allunga la e, vita. è stato il mio unico colpo di fulmine. Ho un Wow. compagno, ho avuto anche un marito, cioè Mh-mh. quindi comunque ho vissuto un po'. Sì, sì, ho Ehm, vissuto un po', è bellissimo. ehm, ed è l'unica cosa di cui mi sono innamorata proprio così, con uno schiocchio di dita. Eh beh, il teatro è il teatro, c'è poco da fare, anche forse la forma espressiva anche della trasgressione, perché tu fai qualcosa in teatro che va oltre, la tua vita, il tuo vissuto, nel senso che tu devi interpretare un personaggio e quindi devi avere però l'equilibrio, quella tensione che ti porta verso l'alto, ma con i piedi ben poggiati per terra. Perché se no, voglio dire, se interpreti un personaggio negativo e devi restituire la verità di un personaggio negativo, non è che puoi andare in giro a fare cose, no, il metodo Stanislavski, quindi fai quelle cose lì no, non funzionano. E quindi va bene, ma non divaghiamo, anni '60, '70, '80, '90? Musica? Ma sì, quello che musica vai, parliamo di musica vai. Ma guarda, se parliamo degli anni '60, mi ricordo tanto il mio papà Mh. che mi faceva ascoltare Frank Sinatra e la mia canzone preferita è My Way. Ah, che meraviglia. E andando avanti negli anni, sempre poi il mio papà è sempre stato quello che mi ha, ehm Suggeritore di musica. sì, esatto, Rino Gaetano e Il cielo è sempre Wow, più blu, che meraviglia. meraviglia. Poesia. Negli anni '80 invece lì cominciamo un pochettino a farmi un gusto mio e quindi come non citare i Queen, la mia, canzone preferita è Want to Break Free. Eh beh, insomma, diciamo che hai dei gusti musicali molto belli e c'è un'altra canzone che mi hai detto che ti piace molto. La mia canzone La preferita? tua canzone preferita. Mia canzone preferita è di Malika Ayane, io adoro tutto di Malika Ayane, ma in particolare Senza fare sul serio.
E noi invece facciamo sul serio. Mi raccomando, cari radioascoltatori, 0292947222 se volete parlare con noi 2. Va bene, colore preferito? Beh, si vede, no? Rosso. Segno zodiacale. Scorpione, ascendente Leone, con la l Tosta, sì? tostissima. Un pochettino sì, perché sono 2 cose poi per chi un po' sa di astrologia sono 2 cose completamente agli opposti, no, quindi, da un lato, io vorrei sempre passare nell'ombra, starmene un po' tranquilla, serena, e dall'altro invece il Leone che è sempre in Il mezzo. leone ruggisce. Mh. Citazione preferita? Ah, chi cuce scuce e non perde tempo. Allora, a parte che è un detto bellissimo, una citazione bellissima, che serve, no, come un po' a significare non ti arrabbiare se qualcosa è andata Sì, male, perché sì. comunque anche sbagliando si impara, in Ecco. buona sostanza è questa. Ma questo mi dà anche modo di aprire un tema molto interessante e a me appunto anche molto caro per via del fatto che una mia zia faceva la sarta, aveva un atelier di sartorie, faceva gli abiti da sposa. E tu c'entri qualche cosa. Sì, c'entro qualcosa perché Direi direi che possiamo aprire un capitolo della tua vita, via, non con spa mia zia c'entri, ma con la sartoria, con gli abiti sartoriali. Raccontaci questo meraviglioso mondo che tu conosci. Sì, al il coaching non è la mia prima vita, essenzialmente. Ho avuto delle vite precedenti. Nella mia vita precedente, reale non ovviamente non sono vissuta in secoli passati che io sappia, ho fatto la sarta. Che Ho fatto la bello. sarta, la modellista e ho insegnato queste magnifiche discipline. Che meraviglia. Sì, è un mondo particolare, da cui ho imparato tanto, in cui ho maturato tanti talenti, se vuoi, perché insegna veramente tantissimo. Non so come fosse la tua zia, ehm, ma me la immagino precisa. Mamma mia. Allora, era ordinatissima, era precisissima. A fine giornata io ero l'addetta a tirare su tutti i fili per terra. Io ero piccinina, ero una bambina. Poi io stavo sotto al tavolo di legno, lei stirava, aveva ancora il ferro da stiro, quelli di una volta, quelli belli pesanti. Boom, 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 Sì. boom, perché il ferro da stiro deve essere pesante per stirare bene, Oh sì, e quindi lei usava il ferro da stiro e picchiava su questi abiti, questi, vestiti, tessuti enormi, bellissimi, lucidissimi, splendenti, pieni di strass, di cose, una roba meravigliosa e io ero l'addetta a tirar su proprio i le gugine, come diceva lei, la gui che sono gli aghi e i fili, eccetera, eccetera. Ehm, e niente, insomma, era sempre molto ordinato il suo e ovviamente poi facendo l'abito da sposa non pulito di più, era proprio certo. lindo ed era bellissimo, io me lo ricordo ancora perché lei aveva questo piccolo sipario, apriva niente, poi ho capito tante cose della mia vita, perché nella vita poi anch'io ho amato tanto stare dietro ai sipari aperti. E ho amato tanto il tagliacuci e lo faccio ancora adesso con il mio lavoro, quindi insomma la zia devo dire che in modo diverso e attraverso metafore mi ha assolutamente influenzata, perché poi in realtà e per mia sfortuna, oltre ad attaccare un bottone non so andare. No, so stirare benissimo, attenzione, sono bravissima a stirare e adoro stirare, guarda. Per Fantastica. sì, perché, quando stiri ridai, energia, vitalità ai tessuti, addirittura riprendono anche, a rivivere i colori. Certo, si dice in sartoria, che il ferro è il ruffiano della sarta, perché con il ferro tu puoi veramente sistemare quasi tutto. E via. Perché no, anche nella vita. Esatto, che meraviglia. Va bene. Quindi va bene, andiamo avanti. Okay. 3 sostantivi o 3 aggettivi o 3 animali che Mh. ti definiscono. Guarda, allora in realtà io non amo tantissimo questo tipo di definizioni, Mh. però tempo fa, e questo è anche un consiglio che, do sia alle mie clienti che anche a chi magari ci sta ascoltando da casa in questo momento, tempo fa avevo fatto una sorta di gioco e, avevo chiesto alle persone più vicine, 5 aggettivi, 5, caratteristiche che secondo loro mi definivano, che fossero positive o negative.
E da questo gioco, da questo lavoro in realtà anche, erano emerse delle cose per me del tutto inaspettate. Mh-mh. Quindi avevo visto con gli occhi degli altri qualcosa che di me non avevo visto. Mh-mh. E questo, per quanto poi io lo sia soltanto in alcuni ambiti della mia vita, era uscita una definizione bellissima, perché piacciono tanto le parole, Sì. che mi aveva colpito tanto, in cui mi ero poi ritrovata e che era, forte fragile. Mh-mh. Mi era stato veramente d'aiuto questo esercizio, questo gioco, quindi se qualcuno ha voglia di farlo, io consiglio sempre di farlo, perché restituisce, quasi un regalo, dagli occhi degli altri. Posso farlo con te? Certo, Luminosa, gioiosa, aggraziata, gentile, simpatica. ma grazie. Troppo Senti, buona. figuri, no, no, è quello che sento. Senti, ma facciamo un gioco estemporaneo, un altro. Se tu fossi un tessuto, che tessuto Ah, saresti? Forte e fragile? sarei un'organza. Ah, vedi, avrei detto seta. Organza di seta. Ah, eccola là. Fantastico, okay. Va bene, allora vuol dire che la zia mi ha insegnato ancora qualcosa. Facciamo qualche minuto di pausa e ci ritroviamo qui tra pochissimo. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
Rieccoci di nuovo qua. Io vi ricordo questi numeri: 0292947222 per parlare con noi due. Vai, questa la teniamo, Oramai. ma ormai la teniamo. La cosa più difficile che sai fare? Guarda, riallacciandomi al mondo della sartoria, Sì? io credo che una delle cose più difficili che so fare, e se c'è qualche sarta all'ascolto credo che mi capirà, è confezionare gli spacchetti di, una giacca foderata. È veramente Quella con i quella con i bottoncini? Oh, bottoncini, mamma esatto. mia. Sì, Sì, è sì. un'esperienza mistica Mistica, è bellissimo. che richiede grande pazienza. Ma scusa un secondo, ma tu quando Sì. vai nei negozi a comprare le Mh. ho già visto la faccia. No, perché ieri ho visto in una vetrina, no, del centro un vestito molto bello, tessuto meraviglioso, ma le cuciture Mh. Un attimo di ma mia zia non l'avrebbe mai fatto così. Sì, beh, oramai il fast fashion purtroppo ha perso tanto. Però sì, io quando vado in negozio sempre osservo attentamente, a volte addirittura anche i capi delle persone che mi circondano, Ma infatti c'è da è il aver vizio. paura, perché io conosco questo vizio, c'era anche la mia zia che ti guardava il filo, eccetera, l'imbastitura anche. Di Mh-mh. cosa hai paura? Di che cosa ho paura? Mh. Guarda, nella mia vita ho avuto tante paure, cioè non ho paura di ammetterlo se vuoi. No, perché anzi, siamo Ehm, umani. ma infatti. Ehm Ho avuto paura di guidare, ho avuto paura di viaggiare da sola, ho avuto paura anche di parlare in radio fino a mezz'oretta fa, la cosa bella è che consiglio sempre anche, Mh. è quella che di sapere innanzitutto che le paure si superano Mh-mh. e, che si può, lavorare molto bene con la paura, cioè la paura in realtà è soltanto un'informazione che il nostro sistema di emozioni ci dà, ed è che dobbiamo fare attenzione. Quindi, la paura si può fare veramente a pezzi così piccoli, veramente infinitesimali, tanto che la paura quasi scompare. Faccio un esempio: chi ha paura di guidare, io stessa l'ho avuta, può semplicemente iniziare a sedersi in macchina e non fare nulla. Chi può avere paura di una cosa del genere? Immagino, no, a meno che non ci siano grandi traumi dietro, ma non è questo il campo del coaching. Mh-mh. E piano piano, di scalino in micro scalino, un pezzettino alla volta, andare a crescere fintanto che, come tu mi hai ben hai visto, sono arrivata in macchina oggi e, Ah sì. no, tu sei testimone di questo e, con serenità. Tutte le paure possono essere superate con un buon lavoro alle spalle. Molto interessante. Voi di cosa avete paura? Così magari la nostra Valeria vi spiega come parcellizzarla la Assolutamente. paura. Senti, un sogno ricorrente invece? Allora, io ho questo sogno veramente da tanti anni, che è quello di entrare in ascensore e, le porte che si chiudono e l'ascensore che sale o scende, dipende, non so da che cosa, ma non arriva mai. Ah. Quindi le porte non si aprono mai. Non so che cosa Okay, può no beh, significare, però, beh, questo magari è viaggio. bello, nel senso sale, sale, sale perché vuol dire che non sei ancora arrivata dove devi arrivare e magari devi ancora salire e magari la tua carriera ti darà panorami più alti e più belli Può di essere. quelli che magari vedresti al piano in cui pensi di essere arrivata. Mamma mia come siamo filosofiche Mamma mia. oggi. Va bene. Qual è l'errore più comune che le persone commettono quando cercano di far emergere il proprio talento da sole? Secondo me, l'errore più comune è, dare per scontato. Nel Mh. senso che, molto spesso noi facciamo anzi, spessissimo facciamo tante cose fatte bene, ma non ce ne rendiamo conto e, ci diciamo quasi: "Se riesce bene a me, allora riesce bene a tutti." Cioè, non è una Mh. cosa poi così speciale. Ma in realtà non è così, perché magari una persona che appunto, guida bene, non lo so, o piuttosto che una persona che ha facilità a parlare, con gli altri o a semplicemente a calmare le persone, sono talenti che diamo per scontati e spesso e volentieri le persone non se li riconoscono. Senti, una cosa che detesti. Ah, guarda, questa invece è facilissima, ehm, perché purtroppo poi anche, insomma, al giorno d'oggi se ne vede, è la manipolazione.
Io Mamma mia. non sopporto la manipolazione, soprattutto più ancora di quella inconsapevole, perché poi, per carità, ci sono anche persone che non ne sono consapevoli, ma, quella scientificamente studiata, non la sopporto. Tanto che, sono proprio andata a studiare come funziona la manipolazione per, essere più strumentata nel Mh-mh. fronteggiarla in questo senso. E come funziona? Ah beh, ci sono varie tecniche, possiamo aprire un'altra enorme Apriamo. parentesi. Ma, ci sono strategie. Essenzialmente, per esempio, vi faccio un esempio: tutte le volte che una persona vi mette fretta, urgenza di rispondere, fatevi la domanda: è davvero così, necessario che io dia una risposta subito? Banalmente anche quando vediamo i siti acquista entro 2 ore, anche quella è, sostanzialmente una sorta di manipolazione finalizzata alla vendita. Quindi, quando una persona ci mette una fretta immotivata è un tentativo, cosciente o meno, di manipolazione. Certo. Una cosa che ami. Una cosa che amo, ehm, guarda, io ho un'altra vita precedente, sempre in questa vita ovviamente, di pattinatrice agonistica, a livello agonistico, Ma che su ghiaccio, meraviglia! Mamma che nella meraviglia. mia gioventù. E ricordo queste lunghissime estati in allenamento estivo, in Germania, dove c'era questo, posto, non saprei dire cosa fosse, un fast food forse. Io andavo a comprare delle patate fritte, un po' come colazione da Tiffany se vuoi, Ma che bello. e camminavo per le strade di questo paesino mangiando le delle patatine fritte. È una cosa che mi piace ancora Anziché fare. Va bene, allora, qui ti devi impegnare, perché Sì, so che hai preparato una chicca per noi. sì. Poi, una cosa che ti fa ridere. Una cosa che mi fa ridere, beh, allora le mie più grandi risate le ho fatte a teatro Mh? e, so che voi avete così acconsentito alla mia chicca, che è quella di Franca Valeri, uno sketch, bellissimo, godetevelo.
Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Grazie per questo contributo perché veramente è uno degli sketch che io tra l'altro amo e adoro, ma come lo recita lei? Nessuno. Allora, come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo un po' nel vivo delle trattative. Qual è il tuo approccio con persone molto talentuose che non riescono a ottenere risultati concreti? Allora, partendo dal presupposto, come ci siamo dette, che, non esistono persone che non siano talentuose, tutti quanti per il semplice fatto che siamo vivi, abbiamo sviluppato molteplici talenti per rimanere vive, quindi tutti quanti abbiamo talento. Si tratta appunto, come dicevo, di allenarlo. L'approccio dipende ovviamente, a seconda della persona perché, la bellezza del coaching è che ogni percorso è, davvero cucito su misura della persona, no, è il caso di dirlo. E e quindi, il allora il proprio il mo l'inizio è quello di vedere che comunque sia ci sono delle risorse, ci sono delle capacità. Il lavoro grande poi è quello di, accendere la motivazione, perché, tante volte si inizia un percorso, si inizia, a seguire un obiettivo e quante volte ci si perde per strada, no, pensiamo anche soltanto ai buoni propositi del primo di gennaio, perché poi No, non mamma mia, veramente. no, come mai, no, come mai non superano tante volte, febbraio? No, perché Ma diciamo anche la quelli di verità. settembre che non superano ottobre, alla fin Ecco. fine. È Siamo sempre lì. è proprio un discorso di motivazione. La motivazione non esiste motivazione estrinseca, cioè non esiste motivazione che viene dall'esterno. Il coach non è un motivatore, ma possiede degli strumenti per attivare, per comprendere qual è la vera motivazione intrinseca, quella della persona e, sa andare a risvegliarla. È la motivazione intrinseca, è quando si trova la risposta a perché vuoi questo obiettivo, che poi si accende e un percorso e un obiettivo si raggiunge davvero. E una volta che c'è la benzina, no, c'è il carburante per arrivare alla meta, allora lì si va ad allenare i talenti che servono, perché forse se fino ad ora non si è conseguito l'obiettivo che ci si è prefissi, significa che, manca qualcosa e quindi inizia il lavoro. Senti, lo sai che io sono una curiosona, Sì, sono una lo donna so. molto curiosa, faccio sempre un sacco di domande, ecco. Ma, c'è mai stato un cliente tuo, un coachee, giusto? Sì. Okay, un coachee che ha fatto un cambiamento radicale nella sua vita che nemmeno si immaginava e puoi raccontarci insomma se senza far nomi ovviamente, Certo, ci certo. mancherebbe, né riferimenti, però è successo qualcosa di straordinario, proprio fuori dall'ordinario poi nella sua vita? Guarda, sì, devo dire, ricordo con particolare affetto questa ragazza che era arrivata da me, facendo un lavoro nella moda, guarda caso, in un'azienda dove però oramai il suo lavoro era diventato ripetitivo, quindi Mh-mh. tutti i giorni era lo stesso giorno, non aveva più stimoli, non era essenzialmente quello che veramente si augurava di fare per tutta la vita. Non sapeva bene che cosa fare, ed è stato proprio bello insieme andare a riscoprire, tutti quelli che erano anche le sue passioni nel passato, perché lei, aveva una bellissima mano nella pittura, quindi faceva dei bellissimi disegni, e insieme siamo andate a trovare, poi il grande lavoro ovviamente l'ha fatto lei, quello che voleva fosse il suo futuro, ovvero un'attività sua in cui non solo realizzava degli abiti bellissimi, ma anche li, rendeva unici con, la sua pittura. E mi ricordo proprio l'ultima call che abbiamo fatto insieme, dalla macchina in cui mi ha detto: "Vale, l'ho fatto, ho dato le dimissioni." E ancora i brividi, la pelle d'oca quando lo Caspita, ricordo. che E bello. ancora oggi continua, quindi sono ancora felice di intercettare, suoi post in cui Allora, racconta. senti, adesso ci racconti come si diventa coach Mh. e quali sono i percorsi formativi che ci consigli. Perché abbiam detto ci son tante scuole, ci son tanti tante certificazioni. Tu cosa ci consigli? Allora, questo è veramente una domanda spinosa, ma credo super utile per chiunque sia voglia diventare Spigolosa. spigolosa, sì. Spigolosa. Questa settimana parliamo di spigolosa. Sì.
Perché veramente purtroppo, se mi chiedi chi può fare il coach in Italia oggi, la risposta tecnicamente, legalmente parlando è chiunque. Cioè anche tu se domani mattina ti svegli e vuoi dire: "Sono una coach", puoi farlo. Questo Ma senza titolo? senza titolo, sì. Ma quello non è il mentoring? No, no, anche il coaching, anche il Ma coach. per usare la parola coaching non ci vuole una No, certificazione? legalmente no. Ah. Non esiste Domani sono coaching di scrittura creativa, sappiatelo. sì, tecnicamente può essere perché, Oh, ehm state sereni. e purtroppo qualcuno lo fa. E questo ovviamente, getta sulla categoria intera un po' di, ombre, ahimè. Vabbè, ma certo. Effettivamente l'unica legge che regolamenta la professione del coaching è la legge 4 del 2013, che è semplicemente una legge che incoraggia, i liberi cittadini a, mettersi sul mercato, muoversi liberamente sul mercato per tutte quelle professioni che non appartengono a un ordine, come può essere l'avvocato, l'ingegnere. E questo appunto si traduce nel fatto che, si trova di tutto sul mercato. Ci sono delle regole, c'è un'altra norma, sarò magari un pochino tecnica, magari rischio di annoiare un pochino, ma secondo me è No, 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 importante. no, anzi, secondo me si fa un po' di chiarezza. Condivido. Esiste una norma, che regolamenta il coaching, è una norma emanata dall'UNI, che è, un ente privato, no, che si occupa di regolamentare alcune aree, dove non arriva la legge, ma è una norma, che è stata scritta appunto nel 2015 e sarebbe anche in corso di revisione, che regolamenta soltanto, che cos'è il coaching, non regolamenta che cosa un coach deve fare per formarsi come coach. Quindi non esiste un, monte ore, definito, non esiste una pratica di tirocinio, cosa che secondo me è assolutamente necessaria, avere una supervisione di qualcuno ovviamente che conosce la professione. Ma certo. Quindi è veramente un mondo, dove c'è della confusione e per chi si avvicina a un coach il mio consiglio è sempre quello di ovviamente informarsi su quella che è stata la formazione, ma soprattutto di conoscerlo, di parlarci, di, avere un incontro con lui per capire se veramente innanzitutto, magari quello che mostra all'esterno, no, perché poi, ovviamente anche i coach devono fare, comunicazione, se è coerente con quello che dice, se la persona che è coerente e, di iniziare magari anche gradualmente, non è necessario investire in un percorso di 24.000 sessioni. Valutare magari anche facendo sessione per sessione se risponde al bisogno che veramente si ha in quel momento. Questo è un discorso etico che io, appoggio e approvo sostanzialmente anche per quello che riguarda il mio lavoro. Io non vendo ad esempio pacchetti di lezioni, tot lezioni, one to one e 1 ora per volta, nel senso prendi 1 ora, vedi come ti trovi, vedi cos'è, poi se vuoi vai avanti, fai un'altra ora, eccetera, eccetera, perché bisogna lasciare anche il tempo di, assorbire quello che è stato fatto. Non si può pensare che tutti siano uguali, che tutti reagiscano a delle informazioni nello stesso modo e soprattutto che tutti abbiano lo stesso tempo e le stesse modalità per assorbire le informazioni che vengono date. Fondamentalmente siamo degli imbuti e quindi bisogna vedere quanto c'è già dentro, no, in quell'imbuto e quanto le informazioni arrivano, perché poi ci dicono sempre, no, che di ogni cosa che facciamo ci resta, come si dice, attaccato il 30%, che il resto poi viene fuori nel tempo, magari anni dopo. Questo me l'hanno sempre insegnato in teatro, mi han sempre detto: "Quello che fai adesso forse magari non lo capisci nemmeno." A me quando han messo su la prima volta la maschera neutra, io sono rimasta un attimo scioccata. È un esercizio potentissimo il lavoro in maschera. A me ha immobilizzato completamente, non sapevo cosa dovevo fare, ma in realtà non dovevo fare nulla, dovevo semplicemente farmi guidare dalla maschera. Ma tutto questo lavoro l'ho capito dopo. L'ho Certo. capito anche quando ho iniziato proprio a scrivere, a fare proprio le docenze di scrittura. Le cose, ognuno deve avere veramente il suo tempo e come dici tu, è inutile investire in un pacchetto di tot ore, quando non sai neanche se la la prima ne esci dritto, ne esci storto, o non sai se ti è piaciuto o meno. Certo, è un Quindi lavoro non di semina anche, no, sì. quindi
la cosa bella è veramente poter fare la cosa su misura per la persona che hai di Esatto, fronte. esattamente. Senti, c'è un imprenditore visionario, insomma un uomo famoso che ti ha ispirata, che insomma ti piace ricordare? Ma guarda, più che un uomo famoso ti citerò 2 donne, 2 straordinarie imprenditrici. Mh-mh. Forse la prima non è tanto nota, ma, Mh-mh. sempre parlando del mondo della sartoria, è Francesca Sanna Sulis, che è stata la prima donna Mh. nella Sardegna dell'epoca del '700 a, creare, un'intera filiera tessile, quindi partendo proprio dalla, coltivazione dei bachi fino alla realizzazione di, tessuti meravigliosi e anche di abiti meravigliosi che sono arrivati anche fino alla corte degli zar. La cosa che mi ha ispirato tanto di lei è il fatto che in un'epoca come il '700, dove insomma il lavoro e soprattutto la condizione femminile non è che fosse tenuta magari proprio in palmo di mano, ha invece, investito tanto proprio in quello che oggi chiameremmo welfare, cioè nel, creare anche asili, per i bambini delle lavoranti, piuttosto che concedere lo smart working, cioè nel Ma senso proprio pensa. affidare un telaio e lasciare la possibilità di lavorare da casa. E l'altra donna invece che, apprezzo tantissimo è Luisa Spagnoli, che oggi nota per, i negozi che troviamo nelle più belle vie delle nostre città, nacque invece come, pasticcera, no, lei si occupava essenzialmente dei dolciumi, è proprio quella che poi ha, dato vita alla Perugina e che ha creato con creatività Mh. e con scarti di lavorazione i baci Perugina. La cosa che ammiro tanto di lei è che, non si fece tante menate, se vuoi, ed è la verità. Oggi ci facciamo tante menate perché quando magari abbiamo una vita, cioè abbiamo fatto per tanto tempo un lavoro, poi magari passiamo a fare qualcos'altro, ci si preoccupa spesso della coerenza, no, cosa Mamma mia. penserà prima sarta, adesso sono coach, prima sono stata fotografa, adesso sono, non lo so, cosa penseranno gli altri? Mentre lei invece a un certo punto ha detto: "Vabbè sai che c'è, a me piacciono tanto i conigli." Si diede all'allevamento dei conigli, iniziò poi è stato, l'embrione se vuoi della sua linea di moda, cioè ad allevare conigli d'Angora e a realizzare dei capi con questa fibra. Allora, io ho fatto un po' di ricerca. Le chicche per voi. Allora, la prima su Francesca Sanna Sulis. Lei è famosa per un ritratto, il Vero. ritratto di Caterina di Russia, conservato all'Ermitage, indossa nel ritratto Caterina di Russia indossa proprio una creazione di Francesca Sanna Sulis. L'altra chicca invece, cari signori romanticoni, è che nei Baci Perugina i famosi messaggi non erano così romantici. I primi messaggi non lo erano affatto. Meglio un bacio oggi che una gallina domani, oppure un bacio senza barba è una zuppa senza sale. Mol Abbiamo ancora 2 minuti. Ah beh, ma allora dobbiamo correre, Via. correre, ti metto fretta ma non Vai. manipolo, ti metto fretta Vai. perché sennò ci sfumano. Ma certo. Allora, andiamo con la Mission Impossible. Andiamo allora con la nostra mission. Sei pronta, prontissima a dare 3 Sì. consigli ai nostri Se proprio radioascoltatori? devo. Devi, perché se no Sveva ci sfuma, quindi fallo. Okay. Allora, consiglio numero 1, 1. vai. Allora, ragazzi, prima di tutto, guarda, come dicevo prima, se vogliamo chiamarlo consiglio di che stoffa sei fatta. Ma che meraviglia. Che proprio per bypassare quella, così forma per cui non ci si riconosce quello che Mh-mh. sappiamo fare, per trovare un po' quelli che sono i nostri talenti. 1 minuto 1 abbiamo. minuto, vado velocissima. Mettetevi lì e scrivete Torna, torno, torna non a ho tempo. trovarci, No, però no. questo lasciatemelo dire. Mettetevi Dai. lì e scrivete tutto quello in cui siete bravi. C'è sicuramente un minimo comune denominatore.
Va bene, allora noi rivolgiamo di nuovo la nostra bene. Valeria, ospite qui a Pesca dalla Rete. Io vi saluto, ringrazio e saluto la nostra Sveva alla parte tecnica, ringrazio e saluto, e scusami se ti ho tagliato, ma voglio dire, facciamo un taglia e cuci dopo. Alla prossima, Facciamo sì, un taglia taglia e e cuci, cuci dopo, bravissima. con calma. Vi ringrazio, vi auguro buona radio e vi lascio con le trasmissioni di Radio Libertà. Avete ascoltato Pesca dalla Rete, le voci fiere di una nuova prospettiva. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Broke my heart on the road. Spent the weekend sewn to pieces back home. Friends and doors pass me by. Walking gets too boring when you learn how to fly. Now the homecoming time. Take the double, and who knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it, but you can't always win. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down 'cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. 'Cause I'm a gypsy. 'Cause I'm a gypsy. I can't hide what I've done. Scars remind me just how far that I've come. To whom it may concern, only run with scissors when you want to get hurt. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down 'cause life's already bit me. I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. 'Cause I'm a gypsy. And I say, hey, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. Come along for the ride, oh yeah. Come along for the ride, ooh. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down 'cause life's already fit me. I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. 'Cause I'm a gypsy. Quattro amici che citofonano giù, da mercoledì non ti si vede più. Hanno aperto un posto strano di scopa, perché non si va, perché non si va. Senza troppa voglia ordiniamo un drink.
Io che penso che cos'è che faccio qui, gli altri che mi guardano e si chiedono che cosa non va, che cosa non va, senza averti qui, senza problemi, senza limiti. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito